attenzione, all'angolo rosso Devoti Leonardo, Accademia Giudici Caruca, all'angolo blu Verbato Sebastian, Accademia Giudici Caruca. Inizio il primo round. Termina il primo round. Fuori secondi. Inizio il secondo round. Termina il secondo round. Fuori secondi. Inizio terzo e ultimo round. Bravo, dai, adesso.
È stato soltanto un'esibizione. Un ragazzino, vediamo che già un peletto, l'angolo blu, tensione eccetera, però è migliorato, può andare avanti. Per cui meritano tutti e due un premio. Signore e signori, benvenuti a tutti. L'Accademia Civica dell'Università ringrazia tutti i partecipanti, dai tecnici agli allievi, tutti gli aspiranti pubblici che vorranno mettere su ring quel che è stato fatto. Ricordate, non è importante la vittoria o la sconfitta, è importante salire sul ring, provare se stessi quello che si vale, il vostro valore viene messo in mostra, supererete degli storici che vi serviranno nella vita magari, perché la fatica che fate in palestra vi serve nella vita stessa dopo. Comunque un ringraziamento, oltre che a voi tutti, ai cronometristi, agli arbitri giudici, agli ambulancieri, al dottor Munari, al presidente della Federazione Pubblica Italiana del Veneto, Patrizia Guidi, alla cronometrista Marta Giucotto e a tutti quanti i ragazzi. Lo speaker Marta Giucotto, scusate perché qualche volta si va anche fuori dalle righe di quello che ci dovrebbe essere scritto. Comunque, un ringraziamento a tutti quanti e ai miei tecnici particolarmente. E dopo un ringraziamento particolare anche ad Angelica Luga, che è quella che organizza il tutto, cercando di fare in modo che le cose vadano bene. Ok? Un ringraziamento al presidente della Federazione dell'Accademia Pugilistica Veronese Luga, agli aiutanti che abbiamo qui dentro oggi, alla Emma e alla nostra Daniela, per cui ringrazio tutti. Buon divertimento. Una cosa la dico anch'io, allora, siccome oggi è la festa della mamma, auguri a tutte le mamme e in particolare alla nostra seconda mamma, la presidente Laura Enzo, che si fa
Angelica, per cortesia un attimo qui al banco dalla Patrizia. Inizia il primo round. Fine primo round. Fuori i secondi. Inizia il secondo round. Fine il secondo round.
6 secondi. Inizio terzo e ultimo round. Fine terzo round. Si preparino nel frattempo per la prossima gara. All'angolo rosso Cosenza Federico Mario SS Performa, all'angolo blu Bertucci Francesco Alex Foxy Club, categoria senior 75 kg. Vince ai punti l'angolo blu Solidoro Leonardo. All'angolo rosso Cosenza Federico Mario SSC Performa, all'angolo blu Bertucci Francesco Alex Foxy Club, categoria senior 75 kg. Inizio il primo round.
Quali secondi? Inizio secondo round. Fine del secondo round. Quali secondi? Inizio terzo e ultimo round. Si preparano per la prossima gara per le fasi di finale all'angolo rosso Piero Omar, Alba Box, all'angolo blu Rossetto Ryan, Treviso Rick, categoria senior 69 kg.
vince all'angolo blu Bertolini Francesco. Sulla passerella solo gli atleti. Ehi, tu con il primo grito sulla passerella. Ehi, No, vieni giù. chi te lo fai da giù? Per il prossimo match all'angolo rosso Pietro Omar Alma Box, all'angolo blu Rossetto Ryan Treviso Ring, categoria senior 69 kg. Inizio primo round. Fine primo round. Fuori i secondi. Inizio il secondo round.
Termina il secondo round. Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Termine del match. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Iangozzi Redolf, Ares Boxing Club, e all'angolo blu Residori Luca SSD Performa, categoria senior 69 kg. Si aggiudica questo match l'angolo blu Rossetto Ryan. Il prossimo match abbiamo all'angolo rosso Iangozzi Redolf, Ares Boxing, e all'angolo blu Residori Luca SSD Performa, categoria senior 69 kg. Fammi un sorrisone. Fammi un sorrisone. Fammi un sorrisone. Fammi vedere tutto dentro.
Inizio primo round. Fine primo round. Fuori i secondi. Inizio secondo round. Fine secondo round. Fuori i secondi. Inizio terzo e ultimo round.
Si preparino nel frattempo per la prossima gara all'angolo rosso Zuccaro Michele, Udica Luca, all'angolo blu Fiat Dennis Alex Boxing Club, categoria serio 69 kg. Era là, Sì, ma io non ero uscito. Si aggiudica questo match l'angolo blu Reginori Luca. Quelle due robe che ti ho detto io, non è che potrebbero guardare. Il match numero 5 viene vinto per walkover l'angolo rosso Pilò Simone della Padova Riga, quindi passiamo subito alla gara numero 6. E poi hai il vero lounge. All'angolo rosso Zuccaro Michele, Accademia Futuristica Veronese Ruga, all'angolo blu Io Dennis al Boxing Club, categoria senior 69 kg. Todo il punto blocca no, poi richiamo Finché non bloccano. fino musei quando le alici che sono tutti lo sono più o meno nel testo quando sono tra la sempre e in più quando conosciamo perché poi ero su un lavoro Inizio il primo round. A destra! Passo avanti, toccalo, toccalo! Fallo con la unione, parte cose maestri. Tre colpi! Toccalo! Vai, continua! Termine il primo round. Io dall'altro. Ovviamente speravo se io la foto dai, non ce l'ho qua. Fuori i secondi. Inizio
inizio il secondo round. Bravo, gira a destra! Bravo, 3 colpi! Dritti! Michele, 3 colpi, vai! Bravo! Vai, guarda! Dritti! Termine il secondo round. Hai la giacca? Ok. Fuori i secondi. Inizio terzo e ultimo round. Esci! Esci! Sulle mani! Vai dietro! Vai di bene! Vai! Vai! Termine il si preparino per la prossima gara all'angolo rosso 7 Mustafa Ares Boxing Club, dall'angolo blu Zecchinato Gian Maria Padova Ring, categoria senior 69 kg. Vince all'angolo blu Dio Pellis. Gara numero 7, all'angolo rosso, 7 Mustafa Ares Boxing Club, all'angolo blu Zecchinato Gian Maria Padova Ring, categoria senior 69 kg.
Ciao, sono tornata da Inizio il primo round. quando vedevo la questione Termine il primo round. Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Fuori i secondi.
Inizio il terzo e ultimo round. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Ternovic Alessandro, Dai Drago, e all'angolo blu Beccato Enrico, Accademia Pugilistica Dorene Ruga. Ciao Laura! Si aggiudica il match l'angolo rosso 7 Luca Gara numero 8 all'angolo rosso Ternovic Alessandro della Dai Drago e all'angolo blu Beccato Enrico, Accademia Pugilistica Dorene Ruga. 79 kg. Dal ring. Ciao, Tiago. Inizio il quinto round. Con il tronco. Sulla testa. Bravo. Passa sotto. Gira i colpi. Prima di entrare, fallo di avanti. Lavora su. Passa sotto, sotto, su. Calma.
Ma che sono Stefano Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Dai, vai tu, 3 colpi! Termine del secondo round. Fuori i secondi. Dai Ricco! Inizio il terzo e l'ultimo round. Passa sotto, su! Vai sotto! Vai! Passa sotto! 3 colpi! 8 colpi! Tronco! Termine del match. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Carlo Carlo Ares Boxing Club e all'angolo blu Paoletti Lorenzo della piattaforma. Insegnanti a fare sempre. Vince all'angolo rosso Karnovic Alessandro della Cal Drago. Oh, quanto ti dico stare?
Gara numero 9, all'angolo rosso, Carlo Fabio, Alex Boxing Black, all'angolo blu, Paoletti Lorenzo, della piattaforma categoria senior 69 kg. Non è più mosso. Non ha si è avvicinato, ma Inizio primo round. Cambia, Lorenzo, cambia, dai! Vai, fallo dalla box, va fermo! Fine del primo round. Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Voglio andare sempre sotto, muoviti! Cambia! Cambia, veloce, dai! Chiudi! Chiudi con questa po' di fondo! Termine del secondo round.
Fuori secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Dai, muoviti! 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 Dai, 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 veloce, veloce, dai, colpi, colpi, colpi! Prova tre anche tu, veloce! Entra fuori! Più veloce, dai! Termine dell'incontro. Si preparano per il prossimo match all'angolo russo Filippo Giovanni, Alex Boxing Club, e all'angolo blu Rodrigo Marco, Accademia Pugilistica Veronese Europa, categoria serie 65 kg. Se quella non ti spiega, si fa. Ciao ragazzi. Vince questo match l'angolo rosso Carlo Carlo, Alex Boxing Club. La gara numero 10 salta per ottobre, quindi vince Lega Matteo, pugilistica Rubitina. Ciao, Dani. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. Gara numero 11, all'angolo rosso Smith Giovanni dell'Ares Boxing Club e all'angolo blu Rodrigo Marco, Accademia Se non li prepari, che non si fa solo. Vai Marco! Inizia il primo round. Però i colpi suoi e mi riusciva a stare fuori dal perché me l'ha
Luca ha fatto un bel ho detto vado avanti, poi l'ho visto salire, ho detto no, non c'è. L'ho visto bene, oggi era abbastanza buono. Abbiamo fatto quel passo in avanti adesso. Io ho visto il mio match, io da dentro è la prima volta che mi sono trovato tutti i colpi che ho preso. A livello mentale abbiamo fatto quasi ce l'abbiamo Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Bravo, così! Termine il secondo round. Estetica bella, ok? Tanto qua, sei così, ok? Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Fine del match. Si preparino per la gara successiva Castagna Riccardo all'angolo rosso, Alex Box in red, e all'angolo blu Petrarca Alessandro della Phoenix Box. Si aggiudica questo match l'angolo blu, Boldrini Marco. Bravo.
Per la gara numero 12 abbiamo all'angolo rosso Castagna Riccardo Aros Boxing Club, all'angolo blu Petrarca Alessandro Philips Box, categoria senior 75 kg. Anche Francesco. Cioè, quando mi ricambio i castagnini, mandatelo a scaldarci. Primo round. Termine primo round. Fuori secondi. Inizio secondo round. Termine il secondo round. Fuori secondi.
Inizio il terzo e ultimo round. Termine dell'incontro. Si preparino nel frattempo per la gara successiva numero 15, Renocchio Marco all'angolo rosso Accademia di Fisica della Meseruga, all'angolo blu Natale Edoardo Maria Ares Boxing Club. Si aggiudica questo match l'angolo rosso Castagna Riccardo Ares Boxing Club. I prossimi due match, la gara numero 13 e la gara numero 14, le saltiamo per ottobre. La numero 13 passa direttamente l'Intervino Gianluca dell'Accademia Pugilistica della Meseruga e per la gara numero 14 Tremasco Enrico Ares Boxing Club. Quindi si passa direttamente alla gara numero 15. All'angolo rosso Renocchio Marco Accademia Pugilistica della Meseruga. All'angolo blu Natale Edoardo Maria Ares Boxing Club per la categoria senior 75 kg.
Dai secondi. Inizia il secondo round. Bravo Marco, bravissimo! Marco, toccalo! Porta i colpi, toccalo Marco, su! Bravo! Così! Bravo! Così Marco! Vai tu! Vai tu Marco, su! Vai! Entra e tocca! Tocca Marco! Vai 10! Vai 10! Vai! Termine del secondo round. Sei secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Marco, tocca! Tocca Marco, su 3 colpi, vai! Dai Marco, porta i colpi! Vai, vai, vai! Bravo! Bravo! Vai 10! Vai! Vai Marco! Vai Marco! Vai, finisci! Bravo! Termine del terzo. Nel frattempo si preparino per la gara successiva all'angolo rosso Niero Rocco della Ring e all'angolo blu Pisello Matteo di Ares Boxing Club. Si aggiudica questo match l'angolo blu Natale Edoardo Maria Ares Boxing Club.
All'angolo rosso Niero Rocco dell'ADS Trevisorin e all'angolo blu Pisello Matteo Ares Foxy Club categoria 6 75 kg. Inizio il primo round. Termine del primo round. Sì, ho capito, ma sì, ma non mi ha detto niente, era valorata più ancora, allora si potrebbe anche Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Termine del secondo round. solo che purtroppo gli altri tre vanno a presa come gli altri nel senso ma ascolta, ma in gara 3 pagano sì, assolutamente no, ma sempre in doppio questo è il paghi che è garanto che aiuta lo so, è liberale, lo so Vale, lo so
Fuori i secondi. Inizio terzo e ultimo round. Termine dell'incontro. Si preparino per la gara successiva, gara numero 18, all'angolo rosso Solidoro Leonardo Dai Drago, all'angolo blu Bertonci Francesco Ares Boxing Club. La gara numero 17 salta per un recover a favore dell'angolo blu dell'Agnese Gabriel, Accademia Pugilistica Veronese Ruga. Si aggiudica l'incontro l'angolo blu Pisello Matteo Ares Boxing Club. Prossimo match numero 18, all'angolo rosso Solidoro Leonardo Dai Drago, all'angolo blu Bertonci Francesco Ares Boxing Club, categoria senior 75 kg. Claudio, Inizio il primo round.
Tiro là. Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Termine il secondo round. Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Fine del match. Si preparino nel frattempo per la prossima gara all'angolo rosso Rustani Claudio, Accademia di Fisica della Liga, all'angolo blu Giacomo Attiva, ASD Dinamo, categoria serio 81 kg. Si aggiudica il match all'angolo blu verso Alex Boxing Club. Vi avviso nel frattempo che al termine della gara numero 35, ripeto, al termine della gara numero 35 verrà fatta una pausa di 20 minuti per concedere ai giudici e agli arbitri di fare la pausa pranzo.
Per la gara numero 19 abbiamo all'angolo rosso Russani Claudio, Accademia Putilistica Veronese Luca, e all'angolo blu Isacco Mattia, ASD Finali, categoria serio 81 kg. Antonio! Claudio! Inizio del primo round. Tre colpi Claudio! Vai dietro Claudio! Tre colpi Claudio, bravo! Termine del primo round. Fuori secondi. Claudio! Claudio! Inizio secondo round. Claudio sta lontano, su! Vai Claudio! Sulle mani Claudio! Termine il secondo round.
Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Vai dietro! Bravo! Continua Claudio, continua! Vai 10 Claudio! Vai tu! Vai 10, vai, Termine dell'incontro. Si preparino nel frattempo per la prossima gara Castellini Francesco all'angolo rosso per l'Accademia Pugilistica Veronese Ruga e all'angolo blu Ruare Gianmarco New Belgia Box. Il match numero 20 salta per Red Corner a favore di Vitti Davide dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga. Vince l'incontro l'angolo rosso Riccardo Per il prossimo incontro, dalla numero 21, abbiamo allora l'angolo rosso Castellini Francesco, Accademia Pugilistica Veronese Ruga, e all'angolo blu Nuovo Gianmarco, categoria senior 81 kg. Claudio, anche le rimessa sul terzo questa ripresa, non la portare un Ciao Maurizio. Ciao, sciolto altre salutatevi. Inizio del primo round. Controlla Freddy, va benissimo. Bravo. Vai via dalle corde, vai via, bravo.
Esci! Bravo, Francesco, bravo! La fine del primo round. Fuori i secondi. Inizio secondo round. Bravo Marco! Vieni sulle mani, sulla guardia Marco! Fuori i secondi. Franci, tranquillo, sulle mani! Inizio tight, l'ultimo round. Bravo! Tocca esci, dai! Così Franci, tocca esci, su! Bravo! Così, bravo, sciolto Franci, vai! 3 colpi, su! Vai Franci, su, 3 colpi, bravo, così! Ripeti, su! Dai, finisci su! La sequenza, vai! Bravo! Fine dell'incontro. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Clemente Salvatore Giovanni dell'Ares Boxing Club e all'angolo blu Savona Francesco della Dinami. Si aggiudica l'incontro l'angolo rosso Casalini Francesco a favore presidente Veronese Ruga.
l'ultimo incontro, ripeto, alla fine di gara 35. All'angolo rosso Clemente Salvatore Giovanni della Area Sporting Club. All'angolo blu Savona Francesco della Vignoli. Emozione della prima ripresa. Fine della prima ripresa. Ciao Marco. Ora i secondi. Inizio della seconda ripresa.
Termine il secondo round. Sì, anche una signora ci è andata. Ci ha fatto una scuola. Ah, non fanno più lì. Fuori 10 secondi. Inizio terzo e ultimo round. Termine dell'incontro. Ragazzi, giù dalla passerella! Si preparino nel frattempo per il prossimo match, gara numero 24, all'angolo rosso Kuznetsov Anton e all'angolo blu Melani Daniele. Si aggiudica il match l'angolo blu Savona Francisco della Giunta. La gara numero 23 la saltiamo per walkover a favore di Tarocco Andrea della Cadella Magnistica Veronesi Ruga. Siamo alla gara numero 24, all'angolo rosso Kuznetsov Anton della Box Badalotti e all'angolo blu Melani Daniele dell'Accademia Pugilinistica di Legnavo. E per la categoria senior 91 kg. Questo lo guardate mi ha fatto ieri l'ultimo anno, dai, lascio io che a qualcuno le lascio ma le devi fare un segno come aveva lavorato giorno questo quadro mi raccomando a non fare quello che aveva fatto fare ma ti piace anche lui dopo c'ha le parole lì a casa molti guarda No, però perché Inizio primo round. dice che non
Termine del primo round. Fuori i secondi. Inizio della seconda ripresa. Termine della seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio terzo e ultimo round. Termine dell'incontro. Si preparano nel frattempo per il prossimo incontro, gara numero 26. All'angolo rosso Cristianini Roberto, Accademia Pugilistica Veronese Luga, e all'angolo blu Ferrari Cristian della Pugilistica Romigina. Si aggiudica l'incontro l'angolo rosso, Pubblico Anton, Box Padalotti.
Il match numero 25 salta per walkover a favore di Maure Amanda Kevin dell'Ares Boxing Club. Per la gara numero 26 abbiamo all'angolo rosso Cristallini Roberto dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga e all'angolo blu Ferrari Cristian della Pugilistica Rubigina, categoria senior 91 kg. Inizio primo round. Dai Roby, su! Fate i colpi, su! Rientra! Su, rientra! Là! Termine primo round. Fuori i secondi. Inizio secondo round. Bravo! 3 colpi! Bravo, così! Vai, vai che va bene, così, su! Vai, guarda i colpi! Sì, lavora lì, lavora! 3 colpi! No, sono i gem, su! Dai, più colpi! 3 colpi, su! Guarda i colpi! Là! Vai! Dai, Robby! Guarda i colpi! 3 colpi! Dai, lavora! Dai lì! Termine del secondo round.
cazzo di... Fuori in secondi. Inizio terzo e ultimo round. Tre colpi! Vai, vai! Bravo! Dai, tre colpi! Là, così! Vai! Vai, Cecchi! Vai, vai, vai! Termine dell'incontro. Si prepara per l'incontro successivo gara numero 27 all'angolo rosso Matteo Alberto Ares Boxing Club e all'angolo blu Lettone Pietro della Treviso Ring. Si aggiudica l'incontro l'angolo rosso Cristiano. Continuiamo con la gara numero 27 all'angolo rosso Amadio Alberto Ares Boxing Club e all'angolo blu Lettone Pietro Treviso Ring, categoria senior 91 kg. Inizio del primo round.
Termine del primo round. Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Termine del secondo round. Fuori i secondi. Inizio del terzo e ultimo round. Termine dell'incontro. Si preparino nel frattempo per la prossima gara all'angolo rosso di Domenico Antonio dell'Accademia di Perugia e all'angolo blu Sandrini Matteo dell'Area Sport Inverno. Si aggiudica l'incontro l'angolo rosso Amalia Assato Alex Cassincello.
all'angolo rosso di Benedetto Antonio, Accademia Pugilistica Veronese Rusa, e all'angolo blu Sandrini Matteo, Ares Boxing Club, per la categoria senior 63 kg. Inizio del primo round. Finché non prendi qua possono va, è un progetto. Fuori secondi. Inizio il secondo round. Termine del secondo round.
Fuori i secondi. Terzo e ultimo round. Fine dell'incontro. Si preparino per il prossimo incontro all'angolo rosso Comunara Francesco Pugilistica Scaligera e all'angolo blu Lollo Filippo della Dinami. Si aggiudica questo incontro l'angolo blu Sabrina Matteo Gara numero 29 all'angolo rosso Comunale Francesco Pugilistica Scaligera e all'angolo blu Lollo Filippo della Dinamo, categoria esterna 63 kg. Inizio il primo round.
prende tutti i nostri. Non so, hai visto nella volta? No, no, ma hai visto nella volta? Credo proprio che la faccia. Come no? Uso a Te la posso fare? Fuori i secondi. Inizio il secondo round. Termine del secondo round. Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Termine dell'incontro. Si preparino nel frattempo per il prossimo incontro all'angolo rosso Bartecci Mario Ares Boxing Club e all'angolo blu Yuris Dimitri della Treviso Ring. Giudica l'incontro l'angolo blu Lello Filippo della Dio.
Proseguiamo con gara numero 30. All'angolo rosso Bardecci Mario Ares Boxing Club. All'angolo blu Jures Dimitri della Treviso Elite categoria senior 63 kg. Inizio primo round. Fine del primo round. È un giubbino. Dai, Fuori i secondi. Fine del secondo round.
Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Si preparino nel frattempo per il match successivo all'angolo rosso Rossetto Ryan della Treviso Ring e all'angolo blu Resiconi Luca della Performance. Si aggiudica l'incontro l'angolo rosso Partecci Mario Alex Club. Proseguiamo con la gara numero 31 all'angolo rosso Rossetto Ryan della Treviso Ring e all'angolo blu Resiconi Luca della Performance, categoria senior 69 kg. Inizio il primo round. Grazie.
Termine del primo round. Fuori i secondi. Inizio del secondo round. Termine del secondo round. Fuori i secondi. Terzo e ultimo round. Termine dell'incontro. Si preparino per il prossimo match all'angolo rosso Tilo Simone della Padova Ring e all'angolo blu Diogo Dennis dell'Ares Boxing Club.
Si aggiudica l'incontro l'angolo rosso Rossetto Ryan, Treviso Ring. Proseguiamo con gara numero 32 all'angolo rosso Chilò Simone Padova Ring e all'angolo blu Dioc Dennis Ares Boxing Club per la categoria senior 69 kg. Inizio del primo round. Fine del primo round.
Fuori i secondi. Inizio del secondo round. Termine del secondo round. Fuori i secondi. Inizio terzo e ultimo round. Termina l'incontro. Si preparino nel frattempo per l'incontro successivo. All'angolo rosso Zek Mustafa dell'Ares Boxing Club e all'angolo blu Karnovic Alessandro della Thai Bravo. Avete bisogno, c'è l'acqua, siete a casa vostra. Ragazzi, siete invitato semplicemente. Se avete bisogno, dovete cercarla là. Si aggiudica l'incontro l'angolo blu. Ares Boxing Club. Proseguiamo con la gara numero 33, all'angolo rosso Zek Mustafa dell'Ares Boxing Club e all'angolo blu Karnovic Alessandro della Thai Bravo, categoria senior 69 kg.
Inizio del primo round. Termine del primo round. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Termine della seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round.
34, all'angolo rosso Carlo Ares Boxing Club e all'angolo blu Melega Matteo della puntilistica Rodizina. Vince l'incontro l'angolo rosso Sergio Ares Boxing Club. Proseguiamo con la gara numero 34, all'angolo rosso Carlo Ares Boxing Club e all'angolo blu Melega Matteo, pugilistica Rodizina, categoria senior 69 kg. Inizio il primo round. Termine del primo round. Fuori i secondi.
Inizio il secondo round. Fine del secondo round. Fuori i secondi. Inizio il terzo e ultimo round. Fine del match. Si preparino per il prossimo match, gara numero 35, all'angolo rosso Boldrini Marco dell'Accademia Pugilistica Veronese Ruga e all'angolo blu Castagna Riccardo Ares Boxing Club. Si aggiudica l'incontro l'angolo rosso Carlo Carlo Ares Boxing Club. Proseguiamo con la gara numero 35 all'angolo rosso Boldrini Marco Accademia Pugilistica Veronese Ruga, all'angolo blu Castagna Riccardo Ares Boxing Club per la categoria senior 75 kg. Al termine di questo incontro ricordiamo che sceglieremo una pausa di 20 minuti.
poi torno. Inizio il primo round. Fine della prima ripresa. Fuori secondi. Se devono vedere che va a secco, sì. Fine della seconda ripresa. Fuori secondi. Inizio terza e ultima ripresa. All'idea che Marco crea sicuramente lo tenente,
Fine del match. Si aggiudica il match per squalifica l'angolo blu Castagna Riccardo Alex Corsi. Ci fermiamo adesso 20 minuti per la pausa e riprenderemo con gara numero 36.